Un cast d'eccezione per la conclusione della stagione teatrale al Pirandello. Tra i protagonisti una figlia d'arte per la prima volta ad Agrigento, Violante Placido, la bella attrice figlia di Michele Placido, bella e simpatica e naturalmente brava la Violante che abbiamo visto sabato sera e in replica domenica pomeriggio. Qual è il rapporto con papà regista? Ci ho lavorato un paio di volte, non è facile, è tosto. È tosto. Sì. Sei ad Agrigento per la prima volta, i tempi mi dicevi prima non l'hai visto. No, sono arrivata qualche ora fa, quindi domani ci dedicheremo a questo. Io l'avrei fatto anche oggi, però oggi prima il lavoro. Riconosciuta, avrai una folla dietro sicuramente. No, folle no, però comunque sicuramente Molti fan. A teatro c'è molto più contatto col pubblico e quindi a parte durante lo spettacolo c'è questo scambio di energie con il pubblico e poi a fine spettacolo spesso ti aspettano, quindi è bello e come dire anche ti nutre proprio il fatto che il pubblico ti dimostri il proprio affetto, anche ti ringrazia per avergli fatto passare un momento di sogno, come appunto poi è il nostro sogno di una notte di mezz'estate. Con lei altri nomi di spicco come Paolo Ruffini e Stefano Fresi, apprezzati e applauditi dal pubblico che ha gremito il teatro. E allora, Up Down, poco fa parlavamo di questo spettacolo straordinario con degli attori straordinari disabili, hai intenzione di continuare? Cosa ti ha lasciato così? Allora sì, io ho realizzato questo progetto già da 3 anni, si chiama Up and Down ed è un progetto che io realizzo con persone con sindrome di Down e un ragazzo autistico e poi anche un ragazzo che è sulla sedia a rotelle. Lo faccio perché secondo me il teatro ha da sempre un valore sociale. È uno spettacolo che io faccio molto volentieri, spero di portarlo presto anche qua in Sicilia e spero che ci sia occasione di qualcuno che mi inviti, quindi lancio un appello anche tramite voi affinché ci siano delle fondazioni dei teatri tesi ad ospitarci. Alla domanda cosa ti lasciano queste persone? Mi lasciano la consapevolezza che noi non abbiamo più confidenza con la felicità. Ecco, lanciamo un messaggio a Francesco Bellomo di portarci ad Agrigento questo spettacolo, questo straordinario evento. Certo, lancio un messaggio a Francesco Bellomo perché possa portare ad Agrigento questo spettacolo e so che lui l'ha visto, gli è piaciuto molto e speriamo che possa avere anche un tour teatrale perché sono sicuro che la sensibilità del pubblico siciliano sicuramente riuscirebbe a valorizzare lo spettacolo. A fare gli onori di casa Francesco Bellomo accompagnato dal papà Nino. È un omaggio il regista lo ha voluto dedicare proprio a Nino Bellomo, il quale è stato applaudito dal pubblico in piedi. Nino Bellomo per la sua veneranda età è una persona straordinaria che si commuove come è successo ricordando la figlia Virginia. Il Pirandello 2018-2019 si conclude con uno spettacolo. A chi lo dedichiamo, Francesco Bellomo? A Virginia, visto che compare anche sul manifesto, perché è nato proprio negli ultimi periodi di quel ciclo di vita. Virginia è quella che oggi ci manca in tutto questo, perché Virginia non solo era un personaggio particolare per la famiglia ma anche per l'arte, perché è stata una bravissima attrice e oggi ci manca, ma l'abbiamo sempre nel nostro cuore in un'atmosfera così calda come il teatro, così vero, così per gli altri il teatro, e Virginia fu anche lei per gli altri, molto. Ha dato molto nel campo della cultura e nel campo dell'arte. Si deve a Francesco Bellomo se è stata scelta Agrigento come ultima replica di un lavoro iniziato a Verona e in giro per l'Italia da 2 anni. Diciamo che si è conclusa nel migliore dei modi la stagione che ha visto spettacoli davvero interessanti, un bilancio nettamente positivo che soddisfa il direttore artistico Sebastiano Lo Monaco. Un ringraziamento a chiusura di stagione d'obbligo farlo nei confronti del presidente della Fondazione Gaetano Aronica e del direttore Calogero Tirinnocchi per il loro impegno in favore del Teatro Pirandello. Si conclude la stagione teatrale al Pirandello con una conferenza stampa, un'abitudine che si era persa, direttore. Un'abitudine che si era persa ma che si rinnoverà nella prossima stagione per tutti gli spettacoli. Chiudiamo questa sera con uno spettacolo di una firma, di una storicità inappuntabile che è quella di William Shakespeare, Il sogno di una notte di mezz'estate, con un cast di attori bellissimi, Violante Placido, Stefano Fresi e tanti altri. E devo dire che questa stagione ci ha dato molte soddisfazioni, sia dal punto di vista
della importanza degli spettacoli che sono arrivati ad Agrigento che dal punto di vista dell'affluenza del pubblico. Il teatro è sempre stato pieno, addirittura abbiamo avuto delle serate col teatro esaurito e stiamo preparando una prossima stagione nel tentativo che sia a livello di questo, perché superare quella di quest'anno è quasi impossibile. È un cast d'eccezione per chiudere la stagione al Pirandello. Sì, c'è un bel cast, siamo 14 in scena, siamo tantissimi, più i nostri amati tecnici, sono altri 4-5 persone dietro le quinte, e quindi è una squadra di più di 20 persone che si muove per farvi ridere. Ci sono Paolo Ruffini, Violante Placido, Augusto Fornari, io che sono Stefano Fresi, c'è Alessandra Ferrara che è una siciliana doc catanese prestata questa sera ad Agrigento, c'è anche Rosario Petix di Caltanissetta, insomma abbiamo una bella squadra anche siciliana.